Buonasera dal telegiornale del Veneto, presenza che ha tirato su di morale l'Università di Padova e non solo, quella di Raffaele Cantone. Oggi il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha partecipato a un incontro al Bo organizzato da tutti gli atenei veneti. Impossibile non parlare dello scandalo delle bustarelle in ospedale. In merito al Mose, Cantone ha detto: ci sono molti più problemi di quanto potessi immaginare. Milvandrioli. Abbiamo visto, abbiamo ascoltato evidenze di un comportamento inadeguato e quindi abbiamo immediatamente avviato un'indagine disciplinare che accerti la verità. Sulla base di questo opereremo in tempi rapidissimi. Supera amarezza e sconforto il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto dopo il caso dei 2 docenti beccati dalle telecamere RAI. A dargli manforte il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, che ricorda come sia fondamentale praticare nei fatti trasparenza e legalità, e Rizzuto va oltre. Importante a questo punto correlare le valutazioni anche alle risorse da dare? Sì, il sistema deve essere un sistema che stimola il miglioramento continuo. Se ho fatto bene avrò più risorse, se ho fatto male sarò penalizzato. Concorsi, appalti e conflitti di interessi non solo nel mondo accademico, questioni irrisolte e dannose per la collettività, tuona Cantone dal palco dell'Aula Magna del Bo. I conflitti di interesse veri, quelli pericolosi, sono quelli che ogni giorno si verificano nell'amministrazione fra chi opera e nello stesso tempo ha un interesse in contrario. Che la strada sia ancora lunga lo conferma lo stesso Cantone, il cui primo intervento in Veneto fu dopo lo scandalo del Mose. 3 anni di commissariamento del Consorzio Venezia Nuova e ancora nessuna certezza. Siamo al 98% dell'opera, ma non ne vediamo la fine. Sì, per il Mose ci sono molto più problemi di quanto immaginassi, devo dire. Le difficoltà di adesso non tutte sono spiegabili, dobbiamo capire bene cosa sta davvero avvenendo, perché io credo che ovviamente in quella realtà il ripristino della legalità è stata una necessità. Però poi dobbiamo anche essere in grado di portare i risultati, perché se la legalità non porta risultati dà l'idea che non conviene.